Cari tifosi napoletani, torniamo con notizie esclusive dal dietro le quinte del nostro amato club, il Napoli. Come sempre, la nostra squadra è impegnata a migliorarsi sempre di più per portare buoni risultati ai nostri appassionati tifosi. Prima di tuffarci in queste notizie bomba, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun dettaglio sul Napoli. Ora andiamo dritti al punto. Aurelio De Laurentiis è pronto per una vera e propria rivoluzione e il prossimo allenatore del Napoli è già stato scelto. Gli ultimi aggiornamenti sul mercato dei trasferimenti forniscono informazioni fondamentali sulla scelta del prossimo allenatore. Chi avrà l'onore di guidare la squadra di Aurelio De Laurentiis nella prossima stagione? Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, i candidati principali sono Antonio Conte, Gasperini e Pioli. Tutti e tre hanno manifestato la loro disponibilità a prendere in mano le redini del nostro club. Tuttavia, ognuno di loro porta con sé presupposti e costi diversi. Antonio Conte, noto per i suoi costi elevati, ha già illustrato le sue richieste. In caso di cessione di Victor Osimhen, il celebre allenatore vorrebbe 3 acquisti di alto livello, un terzino centrale per colmare il vuoto lasciato da Kim, un centrocampista come Koop Meiners e un attaccante alla Lukaku. Conte è determinato a costruire una squadra competitiva in grado di portare al Napoli vittorie immediate. Ora la domanda, secondo voi chi sarebbe il miglior allenatore per guidare il Napoli nella prossima stagione? Conte, Gasperini o Pioli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto e non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale, per non perdere nessun aggiornamento sul nostro amato Napoli. Avanti con la vittoria!